Un nuovo concerto dei presidenti, stavolta 5. Il sindaco di Piazza lo ha annunciato a Ring, l'appuntamento in Piazza Unità per venerdì 20 giugno. Rifaremo la pavimentazione di Piazza Unità, la conferma ancora dal sindaco a Ring che vorrebbe usare le stesse pietre usate in Piazza Sant'Antonio e Caditoia in Ghisa. 2 giovani donne interamente velate si sono rivolte ai servizi sociali di Monfalcone denunciando maltrattamenti, le abbiamo aiutate, lo ha detto l'ex sindaco Cisinte. Un autobus della Trieste Trasporti ha preso fuoco questa mattina all'avvio del servizio sul cavalcavia di Santa Barbara Muggia al Vaglio Le Cause. Adunata degli Alpini a Biella, domani l'evento in diretta su Tele4 a partire dalle 7:30 del mattino e questa sera alle 21 diretta per i preparativi. Il dato molto positivo dei container nel primo trimestre non è un vero exploit ma dimostra il ruolo strategico del porto, così il presidente degli spedizionieri Visentina. Ancora domani in Piazza Unità l'edizione 2025 della Maker Faire, un raduno di personaggi curiosi ed affascinanti che presentano al pubblico le loro invenzioni anche strampalate. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con l'annuncio anticipato ieri sera a Ring dal sindaco di Piazza di un nuovo concerto dei presidenti. Stavolta saranno 5, non soltanto 3. L'appuntamento è per venerdì 20 giugno. Germania, Austria, Italia, Slovenia e Croazia. 20 giugno, 20:30, Piazza Unità d'Italia, vi aspetto. Il concerto dei presidenti dunque si replica, da 3 si passa a 5. Non è un mistero che il sindaco di Piazza consideri quell'appuntamento del luglio 2010 in Piazza Unità uno dei momenti più importanti della sua esperienza di primo cittadino. Ne è un mistero che quell'appuntamento fu il punto di partenza, per così dire, istituzionale per quel percorso che portò 10 anni dopo alla visita di Sergio Mattarella e Borut Pahor alla foiba e al monumento agli antifascisti del Tigre, a quell'evidente disgelo che sta, non sempre senza difficoltà, caratterizzando i rapporti con Slovenia soprattutto e Croazia. Il sindaco, anticipando l'appuntamento ieri a Ring, ha però precisato che lo scopo del concerto di quest'anno è un altro. Il concerto della pace, no? Perché sono stanco di vedere sta gente che si ammazza. Guarda cosa vedi alla televisione, quando mi fanno vedere l'Ucraina, Hamas, 5.000 morti a settimana. È una roba che mi fa proprio male al cuore, i bambini morti, lascia perdere da che parte stanno, ma solo morti vedi, no? Hai letto i numeri? Certo, sono impressionanti. Pazzesco. Sul podio della Mahler Orchestra, fondata da Claudio Abbado, rinforzata per l'occasione da alcuni elementi provenienti dai Wiener Sinfoniker, non ci sarà Riccardo Muti, ma Christoph Eschenbach. I brani in programma, solenni, saranno comunque caratterizzati da uno spirito di celebrazione non eccessivamente serioso. Infine un aneddoto, sempre a Ring, il sindaco ha raccontato come, grazie ad una sua fuga in avanti, si arrivò al concerto dei 3 presidenti. Allora c'era Vespa vicino a me e Muti, no? Allora Vespa mi fa, non parli dei 3 presidenti. E io ho detto, ma sto zitto. E c'era vicino a me l'ambasciatore croato che mi fa. Scusi, e dov'era in questo momento? Eravamo in una conferenza stampa a Roma per presentare il concerto di Muti, ma senza parlare dei presidenti. Ti parlo del 13... Mi dica che lei l'ha detto. L'ha detto in conferenza. Aspetta! L'ambasciatore croato mi fa, io ti garantisco il mio. Beh, ho detto, se lui mi garantisce il mio, Napolitano viene, certo. Il Turk si adegua e a metà conferenza stampa, aspetta, perché là non hai come Trieste, Rai 3 e Tele 4, là hai 100 giornalisti. Bene. A mesa conferenza stampa dico... faremo... Arriveranno anche i presidenti. Wow, Vespa è diventato matto quella volta. Quindi può dire, persino Vespa non riesce a contenerla. Può dirlo? Beh, sono incontenibili. Oh, va bene, dai. Ci colleghiamo ora con Biella, dove abbiamo il nostro Omar Costantini. Le immagini sono di Edoardo Alberti perché è tutto pronto per la Dunata degli Alpini. Domani c'è la sfilata che Tele4 seguirà in diretta a partire dalle 7:30 del mattino, ma non voglio rubare spazio a Omar. A te Omar, buonasera e buonasera.
Sì, buonasera, grazie Umberto. Prendiamo la linea proprio qui dal cuore, dall'Agorà di Biella, dove è in corso la 96esima adunata nazionale degli alpini, che chiaramente il gruppo Media Nord-Est attraverso le sue reti è presente minuto per minuto per raccontarvi un po' tutte le particolarità di quanto sta accadendo. Questa mattina un temporale ci ha diciamo così atteso, ha voluto scaricare l'acqua, ma poi ci ha salutato e uno splendido sole è spuntato dal ponente d'Italia. Allora, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che, come hai detto tu giustamente, domani mattina Tele4 seguirà in diretta a livello non stop dalle 7:30 l'evento della grande sfilata con gli oltre 10.000 alpini della nostra regione presenti, che sfileranno con la nuova divisa, usiamo questo termine, marchiata Io sono FVG Alpini. Ricordiamo che sarà Trieste ad aprire le danze per quanto riguarda le 8 sezioni del Friuli Venezia Giulia, ma ricordo ancora che dalle 21 alle 23 saremo questa sera poi in diretta per i cori, per quanto riguarda le bande, insieme anche al collega Lucio Zanato faremo il ping pong con 3 telecamere, e una fissa e 2 mobili. Però prima di passarti la linea, l'amico capogruppo di Selvino Bergamo vuole fare un saluto agli amici di Trieste e invitarli al prossimo evento. Grazie a tutti, buonasera. Innanzitutto un grazie particolare alla città di Biella, che ci ha ospitato in modo impeccabile. Nonostante le difficoltà ci stiamo trovando molto bene, sta andando tutto bene fortunatamente anche per il tempo. Io vorrei invitarvi sull'altopiano Selvino Aviatico, tutto il Friuli, tutti gli alpini, ma perché noi alpini siamo proprio belli così. E in particolare la Grande Trieste. La Grande Trieste, Trieste nel cuore, Trieste... più di così non possiamo dire. Grazie a tutti e vi aspettiamo numerosi. Viva l'Italia e viva gli alpini. Grazie all'amico di Bergamo, anzi di Selvino per la precisione. Allora ripeto, 21-23 la preparazione in vista della sfilata, e poi domani ininterrottamente dalle 7:30 su Tele4 tutta la sfilata dal primo all'ultimo alpino. E da Biella è tutto, a te la linea Umberto. Grazie Omar, buon lavoro sia questa sera che domani mattina. Torniamo per certi aspetti, ci colleghiamo al concerto dei 3 presidenti, perché se è ben vero che, come dicevamo nel servizio, quel concerto aprì ad una strada di riconciliazione, ogni tanto vi sono, come dire, lungo questa strada degli elementi che intralciano. È stato vandalizzato a poche ore dall'inaugurazione lo scaffale del ricordo a Lucca, uno spazio dedicato ai libri su Venezia Giulia e Dalmazia all'interno della Biblioteca Civica Lucchese. Smrt fascismo, morte al fascismo e basta revisionismi, i cartelli apparsi nella biblioteca. I soliti noti hanno oltraggiato con gesto vigliacco la memoria della tragedia delle foibe, un atto grave ancor di più perché compiuto in una struttura pubblica votata alla cultura, che dovrebbe servire a costruire ponti e non per dividerci, le parole di condanna del sindaco di Lucca Mario Pardini. Laddove invece la senatrice del PD Tatiana Rojc è intervenuta per quanto riguarda il presidente del Senato, la Russa. Male se chiude gli occhi e fugge quando una studentessa ricorda che la destra ha considerato gli sloveni come nemici fino a mettere bombe nelle scuole della comunità triestina ancora negli anni 70. La senatrice fa riferimento ad un incontro ieri all'aula di Montecitorio, quando una studentessa del liceo Carducci Dante ha rievocato le responsabilità fasciste in un attentato contro una scuola slovena. Questo è avvenuto durante la cerimonia per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Giriamo pagina. La ripavimentazione di Piazza Unità, l'allungamento di 100 metri della stazione marittima per adeguarla al moderno traffico crocieristico e le soluzioni di parcheggi nel centro di Trieste. Il punto su questi 3 argomenti di attualità, ancora con il sindaco di Piazza e ancora una volta ieri a Ring. Noi abbiamo messo in Piazza Verdi, Piazza della Borsa, nelle vie Cassa di Risparmio, dove c'è il Museo Revoltella,
tutte le pietre di Renice e sono perfette. Piazza in Piazza Unità lui mi disse, vedrai che quelle pietre si sfaldano, e si sono sfaldate tutte, ormai è tutto sfaldato. Lei lo dice qui mesi fa, di fatto anticipando l'idea appunto di rifare. No, conferma? Sta settimana mi incontro con la sovrintendente. Perché mi incontro con lei? Voglio chiedergli se invece di mettere quelle caditoie, sai, così in pietra che si rompono sempre, se posso mettere in ghisa. Cioè provate a immaginare Piazza Unità con 2 file di ghisa per lo scarico dell'acqua, e ovviamente le pietre di Renice care. Bisogna vedere, che adesso sta settimana le incontro, se hanno la disponibilità, perché poi non è così facile trovare 10-12 mila metri. Però si fa, cioè lei conferma? No, la Piazza Unità si fa. Comunque l'importante è che spieghiamo ai cittadini, la facciamo con le stesse pietre che avete visto che ho messo dietro la chiesa di Sant'Antonio. Settimana mi sono trovato anche con il nuovo presidente Antonio Gurrieri. Me l'ero segnato. Antonio Gurrieri e con Bucci, progetti insieme, perché voglio allungare la stazione marittima di 100 metri in maniera che le grandi navi da crociera, che adesso stanno un po' fuori, hai capito? Che riescono, siano accostate in pieno. Uno mi ha detto, proprietario di queste navi, che se faccio questi 100 metri in più per i prossimi 2000 anni lui ci dà le navi da crociera, mica male come battuta, insomma. La vera soluzione era, cari concittadini, mi scuso ma non avevo, gli errori li sai dopo, era dietro il Silos. Dietro il Silos abbiamo 2 Piazze Unità, tanto per dirti. Bisognava, in quella volta che prendevo in affitto dal 15 anni fa dalla Coop quell'area, e facevo un parcheggio. Comunque stiamo andando avanti e stiamo aspettando che vadano dal notaio e vediamo con la nuova proprietà, e dopo quello che ci tengo in maniera particolare è spostare il mercato ortofrutticolo. Spostato il mercato ortofrutticolo, in 20 giorni butto giù quelle 4 baracche là e lì fai un parcheggio intanto a raso, che è la fine del mondo ed è la soluzione per la città. E sa già quanti posti potrebbero essere? 1200. All'ortofrutticolo? Certo. Ospite stamani a Sveglia Trieste, l'europarlamentare Anna Maria Cisinta ha denunciato altri 2 episodi di donne maltrattate in casa e completamente velate, e di cui si è occupata nelle ultime settimane nell'ambito della sua delega alla lotta alla radicalizzazione. Sei in Italia, aiutaci a fare in modo che le donne non girino completamente velate, che le bambine, ne abbiamo salvate altre 2 in 1 settimana e mezza. Si sono presentate in comune una ragazza di 25 anni e una donna di 36. Aiutaci a fare in modo che non si giri completamente velati, che la radicalizzazione non si esplichi in questo modo. Perché abbiamo salvato intende che insomma, hanno chiesto aiuto e sono scappate da casa. Sì, è frequente purtroppo. Questa è la denuncia dell'europarlamentare Anna Maria Cisint, che a Monfalcone ricopre il ruolo di consigliere con delega alla lotta alla radicalizzazione islamica nella giunta Fasan. L'ex sindaco ha raccontato a Sveglia Trieste di aver salvato, tramite i servizi sociali del comune, 2 donne costrette a girare completamente velate e maltrattate tra le mura domestiche. Allora, chi lo vive, chi lo sa, cerca di portare avanti 2 tipi di discorsi. Uno, la salvaguardia di queste donne, di queste ragazze che sono sottomesse. 2, la salvaguardia dei valori della nostra Costituzione. Io ci tengo. Le ragazze poi vengono prese in carico da un centro d'accoglienza? Dai servizi sociali. Le dirò che spesso addirittura, come il caso di questa giovane donna con 2 figli a 25 anni che non sapeva una parola di italiano. Lei mi traduceva quello che voleva dirmi con il cellulare, ecco. Io l'ho invitata a stare con noi, le ho detto guarda, se torni a casa tua, è dal 2023 che sta ragazza è picchiata e lei vuole tornare a casa perché ha un concetto di accettazione che è sconvolgente. È arrivata tutta velata, le abbiamo detto in comune non si può entrare completamente velati, lei ha tolto tutto ed è entrata a volto scoperto, una bellissima ragazza, picchiata però, capisce? Allora questi aspetti, altro che rivolta sociale, applica la legge, aiutaci a dar dignità alla donna, aiutaci a far rispettare quello che c'è scritto nella Costituzione.
Un giovane motociclista è rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio all'altezza della curva che porta al magazzino 26 del Portovecchio. Avrebbe perso il controllo della propria Honda sulla quale viaggiava assieme ad una ragazza. Il 18enne è andato a sbattere contro un albero. Intubato è stato portato a Catinara in codice rosso. Non si sa se rischia la vita. Un turista straniero che stava percorrendo di corsa la ciclabile sarebbe poi stato colpito da una scheggia staccatasi dal telaio della moto coinvolta nell'incidente. Questa mattina attorno alle 5:30 un autobus che viaggiava senza passeggeri a bordo diretto a Muggia per iniziare il turno di servizio ha preso fuoco mentre transitava sul cavalcavia di Via dei Fonditori. Il conducente, accortosi immediatamente dell'anomalia, ha prontamente arrestato il mezzo, allertato i vigili del fuoco. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, le fiamme hanno completamente avvolto la struttura dell'autobus. Non si registrano feriti né sono stati coinvolti altri veicoli nell'incendio. L'autobus, un modello Rampini, era in servizio da 8 anni ed è una tipologia di veicolo utilizzata nella flotta Trieste Trasporti da circa 20 anni. L'incidente rappresenta un evento anomalo e senza precedenti per questa tipologia di vettura. Trieste Trasporti ha attivato prontamente tutte le procedure di emergenza previste e con il supporto di una commissione tecnica interna, di esperti esterni e del costruttore del veicolo avvierà un'indagine per accertare le cause dell'incendio, oltre ad una verifica su tutti i veicoli della stessa tipologia attualmente in servizio nella flotta. L'intero territorio del Friuli Venezia Giulia, come le altre zone del nostro paese, non è al riparo dall'infiltrazione delle mafie, non soltanto quelle autoctone, ma anche quelle straniere. In particolare, proprio la posizione geografica di Trieste è una porta d'ingresso per criminali di origine straniera, come kosovari, georgiani, organizzazioni anche cinesi. Lo ha detto il direttore generale della DIA, Michele Carbone. Il balzo in avanti, anche qui giriamo pagina, del dato sui container nei primi 3 mesi dell'anno va letto nel contesto dello scenario geopolitico attuale, nonostante il quale il porto di Trieste si dimostra strategico. Lo ha detto il presidente degli spedizionieri Stefano Visentin. Leggendo i dati del primo trimestre del porto di Trieste, nel generale calo dei traffici del 4,25%, spicca il buon risultato dei container, più 39,34% di TIU movimentati, nonostante la via di Suez rimanga chiusa. Secondo l'autorità portuale, il miglior risultato mai registrato in un mese di marzo, considerando però la serie storica dell'ultimo decennio. Ma è proprio nel contesto del difficile quadro geopolitico attuale che il dato va letto, considerato che l'anno scorso i risultati sono stati i peggiori proprio in seguito alla crisi di Suez. La chiave di lettura degli operatori è in ogni caso la tenuta e quindi la strategicità dello scalo. Così il presidente regionale degli spedizionieri Stefano Visentin. La situazione reale è che il dato che si sta consolidando anche nel mese di aprile è un dato che ci indica una sostanziale tenuta. I numeri non ci devono indurre a pensare che ci sia stato un grande aumento, perché in realtà la comparazione viene fatta sul primo trimestre dell'anno scorso, del 2024, in cui il terminal container di Trieste ha subito la maggiore contrazione dovuta alla crisi che c'era nel passaggio delle navi nel Mar Rosso, nel canale di Suez. Proprio in quel momento, nel primo trimestre del 2024, gli effetti peggiori si sono manifestati, quindi la comparazione in realtà andrebbe fatta su tutto l'anno 2024. La tenuta del comparto in una situazione molto complessa dal punto di vista geopolitico ci fa dedurre che il nostro porto è comunque un porto strategico per tutta un'area che va appunto dal nord Italia fino al centro Europa, centro-est Europa, e questo è, ci dà coraggio per continuare il nostro lavoro. Chiaro che dobbiamo essere sempre più puntuali, sempre più capaci di reagire alle rapide mutazioni dei mercati, anche a seguito delle condizioni geopolitiche. Ore medie lavorate e reddito lordo del Friuli Venezia Giulia sono al 7° posto della classifica italiana che misura la produttività. L'analisi della CGIA di Mestre evidenzia il problema dei lavoratori precari e del minor potere d'acquisto.
La nostra regione è al 7° posto nel rapporto di produttività con una media di 42,34 euro per ora lavorata, un dato che è in relazione con i giorni lavorati in media ogni anno, pari a 255. La differenza con le regioni del sud è di quasi un mese. Nelle aziende del Friuli Venezia Giulia si timbra il cartellino 27 giorni in più rispetto alle regioni meridionali. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dove si lavora meno non è un problema di scansafatiche che evitano uffici e fabbriche, ma è un problema di lavoro precario. Lavorare meno produce anche lavoratori più poveri, lo evidenzia l'analisi condotta dall'ufficio studi della CGIA di Mestre. Il problema dei lavoratori poveri presenti anche in Friuli Venezia Giulia non è dovuto al fatto che abbiamo troppi contratti di lavoro con minimi tabellari troppo bassi, ma perché tante persone, in particolare al sud, sono occupate a tempo ridotto. Il part-time involontario si registra soprattutto nei servizi, dove sono occupati tantissimi stagionali nel settore ricettivo e dell'agricoltura. Questo fa sì che si abbassi enormemente la media delle ore lavorate. Più che istituire un salario minimo per legge, dovremmo contrastare con più efficacia l'utilizzo smisurato dei contratti a termine, la precarietà e incentivare la contrattazione di secondo livello, in particolare quella aziendale e territoriale, premiando economicamente le persone al raggiungimento di obiettivi legati alla produttività. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi, fra l'altro anche andremo in mezzo agli stand del Maker Faire. Entriamo in studio, c'è tempo anche domani per immergersi nelle atmosfere divertenti ed ironiche della Maker Faire. La 12ª edizione della Kermesse si è aperta questo pomeriggio. La chiamano a ragione il più grande spettacolo mostra e dimostra del mondo ed è una festa per tutti, anche e soprattutto per le famiglie. È tornata a Trieste Maker Faire, l'edizione 2025 si è aperta quest'oggi in Piazza Unità e si concluderà domani, apertura dalle 10 alle 18. Ingegneri, artisti, scienziati, artigiani, Maker Faire è il luogo dove mostrare al pubblico invenzioni, creazioni, hobby, un raduno di personaggi affascinanti che vogliono imparare tecniche nuove ed amano condividere quello che realizzano. Giunta alla 12ª edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento atteso che per certi versi è un viaggio nella creatività e nella fantasia. Gli stessi makers, appassionati, volontari e ricercatori, accompagnano le persone, studenti, insegnanti, giovani e meno giovani, appassionati della prima ora e curiosi last minute, per scoprire progetti stupefacenti e anche strampalati, imparando persino, divertendosi, giocando e sperimentando. La Maker Faire è cresciuta ormai a livello internazionale e in questa edizione incorpora al suo interno 2 novità: gli eventi collaterali del Science Picnic, dedicato alla scienza interattiva, con incontri spettacolo con scienziati e divulgatori ed esperimenti e laboratori didattici per i più giovani, e il Fantamaker, dedicato invece ad appassionati di fantascienza di tutte le età, con una conferenza interattiva sulla scienza di Star Wars e una gara a squadre per Very Nerd. Anche la 12ª edizione è coorganizzata dal Comune di Trieste assieme agli CTP. L'evento ha il sostegno istituzionale e finanziario della Regione e gode di 3 preziose collaborazioni attraverso le partnership tecniche di Acega Sapienza Amga e di Immaginario Scientifico e quella, in coorganizzazione con il Comune di Trieste per gli eventi collaterali di Fantamaker, con Cappella Underground, i fantascientifici organizzatori del notissimo Trieste Science Plus Fiction Festival. Il Mediterraneo tra l'Occidente e il Sud globale è il tema attualissimo della conferenza del professore Egidio Ivetic al Palazzo del Ferdinandeo, organizzata dall'Università Popolare di Trieste in collaborazione con il MIB. Il Mediterraneo oggi è una linea di frontiera, una linea proprio di frattura tra il Sud globale e l'Occidente. Per secoli è stato uno spazio di incontro e confronto. Oggi vede fronteggiarsi un'Europa chiusa in se stessa e un Sud globale in forte trasformazione, ma fragile proprio sulle sue coste. Il mare Mediterraneo come sintesi del nostro tempo e come frontiera in bilico tra le 2 accezioni di limite e chiusura e all'opposto di apertura al futuro e all'ignoto. Su questi temi era incentrata la conferenza organizzata dall'Università Popolare di Trieste in collaborazione con il MIB nel Palazzo del Ferdinandeo. Protagonista il professore Egidio Ivetic, tra i massimi esperti dell'argomento. Di curioso c'è che l'80% del mare è di competenza dell'Unione Europea, però l'Unione Europea non ha una politica mediterranea, sembra che non ne sia consapevole.
a parte la questione delle migrazioni, che è un fenomeno globale, non è un fenomeno del Mediterraneo. Il Mediterraneo è la triste scena di questo dramma globale. A introdurre la conferenza il professor Stefano Pilotto, che ha centrato il suo intervento sull'attualità della geopolitica nel mondo contemporaneo. Stiamo vivendo in un mondo inquieto, pieno di insidie e di tensioni. La geopolitica ci aiuta, è una disciplina che ci permette di analizzare con attenzione tutti questi fermenti di dispersione che esistono. L'Unione Europea ha un ruolo specialmente in Europa, quindi nel Mediterraneo, ma non è l'unico ente, l'unica istituzione che interviene in tutto questo. Un'occasione di crescita culturale offerta dall'Università Popolare di Trieste. Riteniamo che sia un tema estremamente attuale, del quale forse si parla ma non nel modo corretto, perché stiamo parlando dei rapporti tra il nord e il sud del Mediterraneo, e sappiamo che oggi il Mediterraneo, per fattori sociali, politici, economici, rappresenta, anziché un mare di congiunzione, un mare di frattura. Garantire il supporto alla squadra di calcio della propria città nei momenti di difficoltà mostra chi è davvero tifoso e vicino alla Triestina. Complimenti per l'iniziativa, che non è solo una festa rosso-labardata, ma una festa di comunità in cui si creano momenti di incontro e condivisione. Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto al Triestina Party organizzato a Trieste questa mattina, che ha visto anche la presenza di alcune vecchie glorie. Adesso vi facciamo vedere le immagini del pullman organizzato per sostenere la Triestina, la trasferta della Triestina a Caldiero Terme. Questa sera è in programma la sfida, una sfida molto importante, noi ce ne occuperemo logicamente domani, e questo è il pullman organizzato dal Triestina Club Totò De Falco e dal Bar Capriccio. Possiamo occuparci adesso del ritorno in pista di Mattias Lodi, che avverrà a bordo di una Mercedes. Ieri la presentazione della vettura. Mattias Lodi torna in pista. Il campione triestino affronterà il campionato FIA Centro Europa al volante di una Mercedes AMG GT4, sulla cui livrea campeggia la Labarda di Trieste. Sul tettuccio porta la Labarda di Trieste, le insegne di Trieste, che porterà quindi non soltanto lustro alla sua carriera nella prossima stagione, che già dalla prossima settimana inizierà, ma riuscirà a portare avanti il nome di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, in tutto il vecchio continente. A bordo della nuova vettura presentata ieri, Lodi, già campione centroeuropeo nelle cilindrate entro i 1600 e 2000 cm3, cercherà il triplete, ovvero salire sul podio più alto anche nella categoria over 3500, la cilindrata più potente nella competizione Gran Turismo. All'evento, presso uno showroom di via Martinelli, hanno preso parte poco meno di 200 persone. Lo stesso Lodi ha ringraziato le molte realtà che hanno reso possibile il suo rientro nelle gare. Una squadra composita che si occupa di ogni aspetto necessario, da quello tecnico a quello sportivo, da quello della comunicazione a quello dell'alimentazione. Alcune delle immagini che avete visto sono state realizzate da Marco Zappa. Vi ricordo ancora l'appuntamento questa sera alle 21, una sorta di anteprima della sfilata degli alpini di domani, che Tele4 seguirà in diretta, anche l'appuntamento delle 21 in diretta. Comunque domani dalle 7:30 in diretta seguiremo tutta la giornata, appunto la sfilata degli alpini in occasione della Dunata a Biella. Buon proseguimento di serata a tutti e arrivederci.